Sana Sanità. In questa puntata è intitolata "Il diabete si può prevenire?" Punto interrogativo. Risponderanno la dottoressa Laura Corsi, nostra ospite, bentornata, direttrice del centro diabetico dell'AS 4, e il dottor Giorgio Versari, vice direttore dello stesso centro. Brevemente, il diabete, due parole, che cos'è? Bisogna dirlo, anche se è un argomento che dovrebbero sapere, però bisogna che lo diciamo. Che cos'è il diabete? Il diabete è la principale e più grave malattia metabolica del genere umano, che coinvolge, e in che cosa consiste? Consiste nell'aumento dei livelli di zucchero nel sangue. Bravo. La glicemia è il livello di zucchero nel sangue e può decorrere anche asintomatica per molti anni, e i gravi danni del diabete li vediamo fondamentalmente in due tipologie di persone: chi sa di avere il diabete ma non si vuol curare, perché è una libertà anche quella. Non si vuol curare. Non si vuol curare. In Italia non si vuol curare, perché in Italia lo curiamo e lo possiamo curare. All'estero è diverso. E in un altro gruppo di persone che sono quelle che non sanno di essere diabetici. Capito? Non si vuol curare perché ci sono pochi sintomi. No, non si vuol curare perché curare il diabete significa partire fondamentalmente da modificare lo stile di vita, e quando si entra nella sfera dello stile di vita, che è un po' la comfort zone delle persone, dove ognuno si è creato il proprio nido, no? Nel proprio stile di vita, mettere lì le mani e andare ad interferire su questo non è facile, il paziente si irrigidisce, fugge. Però prevenire si può. Certo, si può prevenire. Hanno fatto degli studi molto importanti ed interessanti su figli di diabetici. Sì. Il figlio di un diabetico, soprattutto del diabetico tipo 2 dell'età matura, ha una diciamo buone probabilità di diventare diabetico, ha una predisposizione, soprattutto se segue uno stile di vita scorretto. Hanno fatto lavori che hanno dimostrato che figli di diabetici, dividendoli in due gruppi, chi è stato seguito in maniera molto accurata e anche un po' pressante, se vogliamo, con un investimento di denaro non da poco, rispetto a un gruppo di figli di diabetici che sono stati seguiti comunque, ma in maniera tradizionale, cioè dicendo fai la dieta, ritorna fra 3 mesi, muoviti un po', fai attività fisica. Gli altri erano stati seguiti in maniera pressante, la palestra, il corso di alimentazione, eccetera. C'è stata una riduzione del 50%. Addirittura. Enorme, il 50% è tantissimo. 50% in meno di soggetti che sono diventati diabetici. Quindi la prevenzione dovrebbe essere facile. Teoricamente è molto facile. Molto facile. Praticamente più difficile di qualunque altra terapia. Ma allora, che cosa non funziona nella promozione di questa prevenzione, nel promuovere questa prevenzione? Chi sbaglia? Che cosa si dovrebbe fare di più? Secondo me sarebbe necessario un maggior investimento investimento in termini di denaro pubblico investito in questo, nella prevenzione. I messaggi quali sono? Perché questi messaggi li avete lanciati, sono anni che lanciate questi messaggi e non vengono accolti. Quindi non vengono accolti a livello di chi dovrebbe decidere come investire il denaro e distribuirlo nella sanità. Sì, ma non vengono nemmeno accolti dai pazienti, quindi non è che siano un po' sbagliati questi messaggi. No, scusa, finisco questo, rispondo e poi vai avanti tu. No, non sono sbagliati i messaggi. Ho già anticipato prima in quello studio che hanno fatto, che se lei dice a una persona, ci provi comunque, ci provi a dire a una persona, non devi mangiare queste cose perché ti fanno male e devi andare a piedi su per le scale invece che con l'ascensore. Ci rivediamo fra 3 mesi. Se invece lei alla stessa persona dice ci vediamo ogni 10 giorni, vieni qui, ti metto sulla bilancia, mi porti un diario alimentare, mi fai vedere quello che hai mangiato, mi scrivi le ore di attività fisica che hai fatto, e questo lo fa ogni 10 giorni. Le garantisco che il risultato è diverso. Completamente diverso. D'altra parte la prevenzione del diabete è strettissimamente associata alla prevenzione dell'obesità. L'obesità e il diabete sono due malattie tra di loro strettamente correlate, tanto che hanno coniato un termine che non esisteva prima, che è diabesità,
cioè l'associazione di diabete e obesità. Tanto è stretta la correlazione. E quindi repetita iuvant, bisognerebbe piantare dei chiodi con dei chiodi proprio. Però questo vuol dire investimento di persone, di che non obbligatoriamente deve essere medico, ma anche tecnici potrebbero essere, infermieri. Certo, oltretutto ora gli infermieri fanno l'università, quindi certo. Intervenire prima che la malattia abbia origine, prima che si manifesti e prima che si aggravi. Questo è il punto, intervenire prima che abbia origine, questa sarebbe la prevenzione primaria, un sogno di tutti i diabetologi. Però come si potrebbe fare lì con controlli? Ma intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità dà un suggerimento per i parenti di primo grado dei soggetti diabetici, sopra i 45 anni sarebbe bene che una glicemia di laboratorio, non di controllo di glicemia capillare dal dito, un prelievo di laboratorio per vedere la glicemia e magari l'emoglobina glicata in un parente di primo grado di un diabetico una volta ogni 2 anni dopo i 45 anni allora è l'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questa è una grossa, non tanto prevenzione ma uno screening importante per le persone che, se non sono ancora diabetiche, sono in quella fase che si chiama ipotolleranza ai carboidrati, che una volta era detta prediabete, che significa comunque essere subito al di qua della porta del diabete. I nostri governanti dovrebbero pensare, perché mi risulta che che hanno fatto una previsione nel 2030 ci saranno 500 milioni, 600 milioni di diabetici nel mondo. Certo. Quindi, ma i nostri governanti dovrebbero pensare a queste cose. La questione dei governanti è non i nostri governanti italiani, tutti dovrebbero. Secondo me il problema del politico, qualunque sia il suo colore, è quello di investire oggi per un risultato lontano. Per avere ieri le cose, sì. La prevenzione, nessun governo ha mai investito molto nella prevenzione, perché paga dopo un decennio. Dopo tanti anni. Dopo un decennio. E chissà chi ci sarà il governo in quel momento e chi sarà premiato da questa buona decisione. Questo lo dicevano già 2000 anni fa. Sapevano queste cose. Ma sono vere comunque. Tempo fa un giornale titolava "Ed ora chi curerà il diabete?". Si riferiva al progetto statale delle cronicità, piano nazionale delle cronicità. Spiegate un po' di che cosa si tratta e se qui questo piano viene messo in opera oppure no. Coinvolgeva i medici di famiglia, no? Sì. Il diabete, dicevamo, essendo che i numeri italiani, parliamo di numeri italiani, a riguardo del diabete sono in effetti spaventosi, perché abbiamo già avuto modo di dire che i diabetici in Italia sono oltre 6 milioni. E quindi strutture specialistiche dedicate per una unica patologia e che coinvolge tutta una serie di operatori numerosa, diventava difficilmente sostenibile. Allora, secondo me in maniera corretta, si è cercato per il malato cronico, per le maggiori patologie croniche, ma soprattutto per il diabete, poi per l'ipertensione, per le broncopneumopatie croniche, si è cercato di coinvolgere maggiormente i medici di medicina generale, perché con un doppio risultato, quindi il risultato che si decomprimevano le strutture specialistiche ospedaliere che fino a questo momento avevano preso in carico completamente il soggetto diabetico, ed inoltre c'era anche sicuramente una maggior consapevolezza e necessità di aggiornamento e quindi crescita a questo riguardo dei medici di medicina generale, che in questi ultimi 30 anni, 40 anni si sono sentiti un po' esclusi dal mondo del diabete, poiché c'era il paziente che si rivolgeva direttamente al centro. Poi non potevano nemmeno segnare i farmaci. No, quindi, perché andavano direttamente i pazienti poi alla farmacia. Quindi diciamo, il piano cronicità ha un fondamento buono, poi l'implementazione vede dei momenti di difficoltà, anche qui da regione a regione, da zona a zona.
Da noi, se vuoi continuare per raccontare un po' cosa è successo da noi con i medici di famiglia. Noi la collaborazione con i medici di famiglia risale a ben prima di questo, diciamo, decreto della cronicità. Piano. Noi abbiamo sempre, diciamo, tenuto possiamo chiamarli corsi, ma è esagerato forse dire corsi, comunque degli aggiornamenti. Sempre, tenuto degli aggiornamenti per i colleghi della medicina di base da ormai una decina d'anni forse. Dal 2009. Sì, quindi una decina d'anni, per cui in questo senso siamo stati un po' facilitati. Ma se ci fosse questa connessione tra ospedale e territorio, non si potrebbe attuare già in parte quella prevenzione di cui parlava la dottoressa prima, cioè che fare queste visite più spesso, avere più sotto controllo i pazienti, potrebbe essere se si andasse d'accordo bene, se si integrassero, se si pagassero le tariffe che devono essere pagate ai medici naturalmente. Io penso che questo sia una buona strada. Si potrebbe incrementare questa io ritengo che forse il percorso vincente vede coinvolte figure non obbligatoriamente mediche, cioè come dicevamo prima, non deve essere obbligatoriamente il medico, dovrebbero esserci persone formate all'istruzione del paziente e al monitoraggio del paziente che non è ancora diabetico ma che per esempio è obeso o che ha un'alta possibilità o rischio di diventare diabetico. Bisognerebbe che ci fossero queste persone che possono essere infermieri, che possono essere dietisti, possono essere una figura intermedia fra il paziente e il medico che però può benissimo, anzi spesso un enorme lavoro. Un enorme lavoro. Le associazioni di volontariato a questo proposito sono veramente è cruciale il lavoro che fanno e che potrebbero fare se avessero più possibilità di estrinsecare la loro opera. Nell'AS4 come si cura il diabete? A 360 gradi. Cioè lo curiamo a livello di prevenzione, a livello di diagnosi precoce. E ora, proprio ora, a parte il piano cronicità, ora il medico di famiglia che ruolo ha nella cura del diabete? Come dicevamo, noi nell'ASR4 abbiamo implementato questo piano cronicità, abbiamo continuato con i nostri corsi di aggiornamento e formazione per i medici di famiglia, anche con il sistema del porte aperte in diabetologia, cioè i medici possono accedere su loro richiesta quindi il medico di famiglia non è isolato, non corre isolato. Come dicevamo prima, noi sono dal 2009 che seguiamo e non se ne parlava ancora in maniera seria di questo piano cronicità. Abbiamo anche la fortuna di essere un'ASL relativamente piccola e quindi una conoscenza diretta con davvero molti colleghi. Questo facilita molto le cose. Questo ci ha facilitato molto. E l'educazione, ora abbiamo parlato dei medici di famiglia e i diabetologi, e l'integrazione terapeutica. Il paziente, il ruolo del coinvolgimento del paziente, ne abbiamo parlato, ma ribadiamo un po' questo concetto. Il patto col paziente, la terapia va non solo personalizzata, va ritagliata sul paziente. Come un vestito, che deve collaborare, deve essere collaborativo. E ritagliata non solo sul suo tipo di diabete, sulla sua gravità di diabete, ma anche sulle sue caratteristiche psichiche, sul suo quotidiano. Ci sono dei pazienti che apprendono più facilmente di quelli che sono apprendono meno, sono un po' più tardi, non lo so. Bisogna avere molta pazienza a spiegare e rispiegare, perché non tutti... Si chiama educazione terapeutica. Io parlavo di questo. La parte difficile è fare sì che il paziente diventi protagonista. Questo secondo me è la parte un pochettino più complessa. Una volta che siamo arrivati lì è più facile. Risparmio e qualità delle cure. Allora, risparmio bisogna intenderlo con una visione un po' più ampia, che non sia quella della spesa corrente, ma di quello che può accadere se tu non utilizzi i farmaci e le cure giuste in quel paziente. In futuro che cosa può accadere? Senza considerare che nella spesa globale per il soggetto diabetico la maggior quota rimangono ancora ad oggi i ricoveri ospedalieri del soggetto diabetico, che, come dicevamo in altro momento, va incontro a tutte le patologie e le vive nella maniera peggiore e più grave. Quindi la metà del costo del soggetto diabetico ancora oggi in Italia è per ricoveri ospedalieri.
I farmaci in realtà che coinvolgono la maggior quota di spesa per i diabetici non sono i farmaci per la cura del diabete, sono i farmaci per tutte le comorbidità e le complicanze croniche. Malattie connesse. E le malattie connesse, perché in realtà la spesa per il farmaco del diabete, anche considerati i nuovi farmaci che sono molto costosi, rimane la fetta più piccola. Sì. Sì, e allora bisogna pensare però che se uso un nuovo farmaco che è avanzato, che ha avuto un'evoluzione nel tempo e che quindi ha meno effetti collaterali e più possibilità di benefici nel tempo, se anche costa un po' di più, io posso prevenire magari un potenziale ricovero in futuro. Quindi certo, il risparmio va visto così, ma come dicevi tu prima, in realtà il problema è che il risparmio va fatto subito. Sì, questo problema secondo me ha in realtà la giunta regionale dura 4 anni. Esatto, siamo sempre lì. Questo problema dei farmaci, diciamo, più costosi ha in realtà un rendimento anche più breve. Un farmaco che costa di più ma che magari non abbassa troppo lo zucchero nel sangue, il problema del diabetico come effetto collaterale è quando lo zucchero si abbassa troppo, il paziente sta male e arriva in pronto soccorso, si chiama ipoglicemia. Questo episodio ha un costo enorme perché comunque coinvolge il pronto soccorso, quindi ha un costo gigantesco. Prevenire questo è comunque un risparmio. Sì, in ogni caso, è un esempio banale. Sono i costi indiretti che poi sono i maggiori. Sì, di cui parlavamo è un esempio banale. I 15 miliardi. Non è a 10 anni, questo può essere anche a 10 giorni. Insomma. Le visite e gli esami periodici. Ci sono dei criteri molto precisi, insomma. Ma i malati rispettano o che pure... Abbastanza, tutto sommato, abbastanza. Cioè, non possiamo dire un'aderenza così assoluta, ma su questo è più... Noi ci abbiamo lavorato tanto su questo. Sì. Secondo me i nostri pazienti sono abbastanza educati. L'avete educati bene, l'avete un po' impauriti anche? Impauriti no. Bisogna un po' impaurirli anche. No, impauriti no, ma non abbiamo nascosto niente di quello che in realtà può accadere, perché è giusto dirlo. Le insuline intelligenti. Io ho letto qualche volta insuline intelligenti. Questo è un argomento non semplicissimo, ma molto interessante, nel senso che si stanno studiando delle insuline che vengono messe in circolo quando salgono i livelli di zucchero. Queste sono contenute in alcuni cerotti che si applicano sulla pelle e a seconda dei livelli di zucchero vengono liberate. Siamo lontani, molto lontani. Però è una bella idea quella lì. È molto interessante. Ma siamo lontani dalla commercializzazione per tutti ancora. Per ora sono sperimentali. Siamo a livello molto sperimentale ancora. Però credo che dovrebbero, se va in porto, se riescono, è una bella soluzione. Ho letto anche il fenomeno Alba, che cosa sarebbe? Il fenomeno Alba è nato con l'uomo, Sì. Non è una cosa nuova. È la nostra capacità di svegliarci. Cioè al mattino noi ci svegliamo, passiamo da uno stato di sonno e di riposo a uno stato di veglia e di attività. Quindi abbiamo bisogno di tutta una serie di meccanismi che ci aiutino a passare dal sonno alla veglia. Una serie di ormoni, aumenta la glicemia, aumenta l'adrenalina, insomma aumentano tutta una serie di ormoni che alzano la glicemia, che è la nostra benzina. Ecco. Nel paziente diabetico questo è un problema. Quindi alza la glicemia, perché noi ci dobbiamo svegliare, e nel paziente diabetico purtroppo è un problema. Bisogna tenerne conto. Dobbiamo tenerne conto, ma vede, il fenomeno Alba è un fenomeno che, diceva, è nato con l'uomo e che ha salvato la vita al genere umano, perché quando nelle epoche preistoriche dovevamo, come diceva il dottor Versari, svegliarci e essere pronti a correre, perché alle prime luci arrivavano gli animali che si volevano nutrire di noi. Se ci siamo salvati è perché siamo riusciti a correre velocemente, svegliarci in fretta. Questa situazione ormonale particolare fa alzare la glicemia in un soggetto normale, non se ne accorge neanche. Nel soggetto diabetico è un serio problema, che peraltro oggi con le insuline nuove, insuline che agiscono nelle 24 ore e che creano una maggiore stabilità, si riesce ad avere un controllo migliore sicuramente rispetto a quando avevamo le vecchie insuline. Giochiamo un po' a ping pong, facciamo qualche domanda e risposta veloci. Diabete e fumo. Non vanno d'accordo. Danno più danno. Il fumo non va d'accordo con nulla. Guerra totale al fumo, ma soprattutto nel soggetto diabetico. Però incide molto. Sì, il diabete è una malattia cardiovascolare, il fumo è un agente di gravissima complicazione che porta a gravissime complicanze cardiovascolari. 1 più 1 non fa 2, fa 100. Diabete e bimbi obesi. Questo è un problema che stiamo vedendo.
nel senso che i ragazzi prima facevano diabete di tipo 1, quello di cui parlavamo prima, cioè quello che fa insulina, quello che necessita dell'insulina. Adesso sono così obesi da avere il diabete dell'adulto. Più negli Stati Uniti, meno da noi. Diabete è medico severo. Deve esserci un medico severo che fa un patto. L'importante è il patto. Il diabete nell'operaio. È più difficile rispetto al diabete vissuto da un industriale. No, anche un impiegato. È il diabete nell'impiegato un po' più... Allora, l'operaio può essere più a rischio per certi versi, l'impiegato per altri. Il diabete nello sportivo. Oggi ci sono tantissimi sportivi che hanno diabete tipo 1 e hanno vinto medaglie d'oro alle Olimpiadi, perché ormai attraverso anche quegli strumenti molto sofisticati che oggi abbiamo per il monitoraggio della glicemia e per l'erogazione dell'insulina non è più un problema lo sport. Il diabete nello studente. Il diabete nello studente può essere un bell'alibi per non andare a scuola, per non studiare, no, il diabete nello studente, deve ricordare... Scusa, sì, basta. Far funzionare la mente non è che aumenti la glicemia, no, lo studente deve ricordarsi che deve dedicare una parte della giornata al movimento e all'attività fisica. Il diabete nella donna. La donna è sempre penalizzata, in qualunque malattia, in qualunque situazione. Perché ci sono i farmaci che non sono studiati. Perché ci sono gli uomini che vogliono vincere comunque, in qualunque situazione. Ma ci sono anche delle donne che vogliono vincere. Meno male che qualcuna c'è, crediamoci in quello. Diabete e apparato respiratorio. Diabete e apparato respiratorio. È complesso il rapporto, soprattutto perché nelle malattie dell'apparato respiratorio si usano molti farmaci che non vanno tanto d'accordo con il diabete. Diabete e apparato digerente, intestinale. Qui c'è tutto un mondo, nel senso che l'apparato digerente è un organo endocrino, ormai abbiamo scoperto che è un organo endocrino e contribuisce moltissimo al controllo dei livelli di zucchero, soprattutto nell'immediato dopo pranzo. Diabete e pressione alta. Danno più danno. Diabete e stress. Difficile da combattere. Difficile perché lo stress è quotidiano e fa parte della nostra vita. Sicuramente il diabete non si avvantaggia dello stress. Lo stress mette in moto tutta una serie di ormoni che si chiamano controinsulari, cioè che agiscono al contrario dell'insulina, quindi tendono a far stare più alti e tenere più alti i valori della glicemia. Per cui lo stress, poi c'è stress acuto, stress cronico, comunque sia lo stress sul diabetico è un fattore ulteriore di rischio cardiovascolare. Diabete e nuovi farmaci. Grandi possibilità. Diabete e cronoterapia. Cronoterapia nel senso di terapia temporizzata nel soggetto diabetico. La terapia va temporizzata nel soggetto diabetico, ha dei momenti corretti in cui deve essere assunta, in cui va somministrata. È fondamentale la temporizzazione e la modulazione della terapia nella giornata del diabetico. Diabete e rimedi naturali. Ma come? Il rimedio naturale per antonomasia, la dieta e muoversi. Sì, ma altre cose non ce ne sono. No. Cose efficaci da un punto di vista scientifico, direi proprio. Diabete e cellule staminali. È un discorso aperto. Molto aperto. È una ricerca che sta andando avanti, che ha dei costi tali per cui la ricerca va lenta. Non mi sbilancio più di tanto perché onestamente ci sono stati dei momenti di accelerazione e dei momenti invece di stop, ma non si è fermata, va avanti ma lentamente. È stata una delusione lo studio sulle isole pancreatiche? No, fa parte di questo tipo di studio che porterà un approccio e se arriverà poi forse con le staminali a superare tutto questo. Diabete e anziani. Grande capitolo. L'anziano secondo me è un paziente più delicato in generale e quindi la cura di qualunque malattia, diabete compresa, deve essere un pochettino più, come posso dire, delicata. Ecco. Diabete e osteoporosi.
Ecco, diabete e osteoporosi, sicuramente il diabetico, in particolare la donna diabetica, è più soggetta all'osteoporosi, che è la prima causa di fratture nella terza fascia d'età. Ci sono anche alcuni farmaci che in certi periodi hanno evidenziato di accelerare questa osteoporosi, infatti sono stati messi in disparte. Sì. Ma il problema, mi ricollego alla domanda di prima che ha fatto, diabete e anziano, è un grande capitolo, come ha detto il dottor Versari, perché vede fondamentale la presenza di un caregiver che sia una persona formata, adeguata. Caregiver, spieghi un po', uno che è una persona che si occupa della cura del paziente anziano, che può essere parente o non parente, ma deve essere una persona che comunque capace e seria. Capace e seria. Le tutele per gli ammalati di diabete dell'AS4. L'AS4 è molto, molto corazzata da questo punto di vista, perché abbiamo tanti vantaggi. Come diceva il dottor Versari, il fatto che è un'ASL piccola e deve sopravvivere perché è cerchiamo tutti insieme di farla sopravvivere. È un esempio virtuoso di sanità. Qui veramente facciamo sana sanità e buona sanità. Diabete e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Torniamo un po' al discorso di prima. Al discorso di prima, cioè sulla prevenzione. Sulla prevenzione investono poco i governi. Non tanto ping pong, sarebbe un discorso. Come potremmo concludere questa puntata? Io ce l'ho la conclusione. Me la dica. L'ASL 4 con tutte le sue strutture deve rimanere lì dov'è, perché non possiamo distruggere una cosa che sta funzionando quasi alla perfezione in questo Servizio Sanitario Nazionale. Lei c'ha un'altra conclusione? No, mi associo. E io ne dico un'altra, ma la sua forse no, senz'altro è migliore. Io dico vietato arrendersi al diabete. Questo in tutto il mondo, certamente. Non solo qui. Ma guardiamo anche il nostro... Sì, va bene. Con queste conclusioni noi abbiamo terminato. Ringrazio la dottoressa Corsi, direttrice del centro diabetico dell'AS4, il vice direttore dottor Giorgio Versari, ringrazio il nostro cameraman e regista Cristian, ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie mille.